Settima giornata del campionato Under 15 Elite. All'Ancomarzio si affrontano Ostia Mare e la Dispoli. Un saluto da Simone Belardinelli. Si parte! Va Memoli in porta! Di poco fuori. Calcio d'angolo per l'Ostia. Parte Barrotta in area. Ferrara! Deviazione, ancora corner. Timperi, riceve in area, appoggia da Levi, a Levi, c'è Pispolo che chiama il pallone, riceve, mette il pallone in mezzo! E Alessandro! Timperi! Ribadisce in rete, l'1-0 per i rossoblù. Grande azione. Fa saltare! Forcellese, dribbla fare il fallo! avversario, ancora Forcellese sulla fascia, mette il pallone in mezzo per Ferrara! Leonardo! Ferrara! Pareggia i punti per l'Ostia, grande assist di Forcellese. Parte Brai direttamente in porta, Valori, la blocca e la passura. A Levi. Chiama lo scambio sulla fascia, bene nello stretto della Dispoli, ne esce Flore, Flore va col destro! Valori la blocca, grande azione ancora. Parte Barrotta in porta! Di nuovo per intervento decisivo! Arbitro, controlliamo tutti! Va ancora Barrotta! Stavolta deviazione, sarà corner per il biancoviola. Troiani, palla dentro meravigliosa, ancora Flore! Mamma mia che occasione clamorosa per la Dispoli! E il signor Quintili dice che basta così! Termina 1-1 all'Ancomarzio fra Ostia Mare e la Dispoli, un punto che smuove la classifica per entrambe.